E poi c'è questa malattia che è la criptococcosi, questo è un fungo e questa è proprio la domanda che si fa agli esami: qual è, diciamo, l'infezione trasmessa dai piccioni? Si parla di criptococcosi e di istoplasmosi, perché è un fungo presente nelle deiezioni dei piccioni, e vedete che qui la patologia è molto più seria, perché se è vero che da una parte può dare delle manifestazioni cutanee più o meno interessanti, in realtà la criptococcosi è una malattia sistemica, il più delle volte è una meningoencefalite, quindi parliamo di un organo rilevante, il nostro cervello, diciamo, che evidentemente può essere colpita da questa malattia, soprattutto nei soggetti immunodepressi, ma lo vediamo anche in soggetti sani, oppure in quei soggetti che riteniamo sani, ma che magari per l'immunosenescenza, quindi per l'età avanzata, o per comorbosità che possono in qualche modo ridurre la loro capacità immunologica, sono presenti.